L'iniziativa del Papa, chiaro, è un'iniziativa con le armi proprie degli uomini di fede, no? Leggevo stamattina da qualche parte che è un soft power, no? È un potere molto, molto morbido, però credo che sia un appello alle coscienze, abbia un valore morale notevole. Questo appello attraverso la preghiera e il digiuno è tipico, insomma, ha una base evangelica, no? Ci rimanda a quell'episodio del Vangelo in cui gli apostoli non riescono a guarire un indemoniato e Gesù dice che questa specie di demoni si può allontanare solo con la preghiera e il digiuno. Il digiuno è pensato come, in fondo, un prendere le distanze da ciò che è più immediato, no? Il lasciare, per così dire, uno spazio maggiore non alla risposta immediata al bisogno, ma alla riflessione, al discernimento. Questo in fondo è il senso del digiuno.